Non la tangenziale in un afoso pomeriggio d'estate, ma i margini di via Marocchesa a Mogliano di notte a luglio del 2010. Un incontro fugace tra un trevigiano 41enne e una lucciola fatta salire in macchina qualche istante prima lungo il terraglio. Mezz'ora d'amore costata al professionista trevigiano ben più di quanto potesse immaginare. La scappatella, proprio sotto alle terrazze di alcuni residenti, non era passata inosservata. All'arrivo della municipale moglianese, i vigili hanno provveduto a notificare alla coppietta improvvisata il verbale e anche una denuncia alla procura per atti osceni in luogo pubblico. Oggi i protagonisti dell'incontro amoroso sono finiti davanti al giudice che li ha condannati a 1 mese e 15 giorni di reclusione, pena convertita in 11.250 euro, ben più di quanto il professionista trevigiano avesse messo in conto per pagarsi la notte di sesso lungo la strada. Una condanna salata, salatissima, sempre perché non siamo ancora riusciti a risolvere, a affrontare seriamente il problema delle prostitute. L'ho sempre detto, l'ho ribadito, apriamo questi luoghi di tolleranza, evitiamo così atti osceni in luogo pubblico.